Bentornati a un nuovissimo aggiornamento con le previsioni meteo. Un minimo depressionario sui Balcani, ora situato sul Mar Nero, ha portato e porterà anche nella giornata di oggi, giovedì 29 agosto, forti temporali, così come è accaduto nella giornata di ieri al sud Italia. Nel giro di 2-3 ore sono accaduti picchi di pioggia superiori ai 60-70 mm, soprattutto sulla Campania, nelle zone come San Felice a Cancello, soprattutto nei comuni di Baiano e nel Sperone. Le immagini raffigurano appunto come in quelle zone, a causa di forti nubifragi, hanno portato appunto allagamenti e condizioni di pulizia delle strade. Il tempo però tornerà stabile proprio a partire dal nord Italia, con situazione in rapido miglioramento anche al centro Italia, con locali temporali pomeridiani fino alla giornata di giovedì sull'Appennino centrale e soprattutto sulla Sicilia e il sud. Lungo l'Appennino, la Calabria, avremo il rischio di qualche locale temporale pomeridiano fino alla giornata di venerdì. Intanto l'anticiclone africano continuerà ad espandersi per portare temperature massime anche fino a 35-36 gradi, così come mostra la grafica per la giornata di venerdì. Infatti la giornata di venerdì sarà tempo stabile, soleggiato un po' ovunque al mattino, pur con qualche nube sparsa sulla Calabria, Sicilia nord-orientale. In giornata avremo la formazione di variabilità lungo l'arco alpino e lungo la dorsale appenninica, con brevi rovesci sul Cilento, la dorsale calabrese sulle zone interne della Sicilia, però quella orientale. Comunque fenomeni in esaurimento in serata, altrove stabilità, afa e caldo in aumento, massime anche fino a 36-37 gradi sulle zone pianeggianti di Toscana e Lazio. Intanto un fronte instabile agirà anche sulla Spagna e sulla Francia occidentale per portare dei forti temporali, l'ingresso di correnti umide atlantiche che favoriranno nel corso del weekend anche l'arrivo di un ciclone ben strutturato. Vedremo poi l'evoluzione. Intanto la giornata di sabato, come si nota, ecco l'arrivo del fronte instabile da ovest che sta per raggiungere le zone della Irlanda e della Gran Bretagna a partire dall'inizio della prossima settimana. Il caldo sarà sempre intenso sulle zone settentrionali e centrali dell'Italia. Intanto toccheremo picchi di 31-32 gradi sulla Sicilia, sulla Calabria, valori comunque meno caldi. Predominerà il sole un po' dappertutto, con alcune velature in transito al nord e sulla Sardegna, da segnalare comunque una lieve variabilità diurna sull'Appennino meridionale, ma con fenomeni davvero poco probabili se non locali sulla Sicilia orientale. Temperature che aumenteranno di qualche grado, si farà sentire il caldo sulla Toscana, il Lazio e la Campania, con picchi anche fino a 37 gradi. Intanto, come abbiamo accennato, il fronte instabile atlantico arriva da ovest sull'Europa occidentale, con l'azione ancora di un piccolo minimo depressionario che porta temporali sparsi sulla Spagna centro-occidentale e ancora sulla Francia occidentale, seppur con fenomeni meno intensi. La giornata di domenica vedrà invece l'allontanamento della zona di bassa pressione dal Mar Nero, si sposterà verso le zone della Turchia. Intanto una forte instabilità aziona sull'Europa occidentale per l'arrivo di un fronte umido a causa del ciclone che sta arrivando e si sta addossando proprio a ridosso dell'Irlanda per portare i forti temporali che saranno ancora molto probabili su tutta quanta la Spagna e soprattutto sulla Francia centro-occidentale. Avremo anche la formazione di primi rovesci e temporali, seppur in forma locale, ricordiamo lungo l'arco alpino, soprattutto centro-occidentale. Possibilità di sconfinamenti fin sulle alte pianure piemontesi lombarde, ma al momento riscuote una bassa probabilità. Intanto il promontorio di caldo africano tenderà a dirigersi gradualmente verso est per lasciare spazio quindi all'arrivo di correnti più umide dai quadranti occidentali. Da segnalare anche una lieve variabilità diurna sui rilievi calabresi, con fenomeni isolati ma in rapido esaurimento. Temperature comunque stazionarie sempre tra i 33 e i 34 gradi al nord, altrove specie sulle zone tirreniche tra i 35-36 gradi. E come esordirà quindi l'inizio di settembre? Esordirà per l'arrivo di questo ciclone che porterà un fronte temporalesco carico di forti precipitazioni, anche violente grandinate soprattutto sulla Spagna a nord, sulla Francia occidentale. Questi fenomeni andranno gradualmente spingendosi sempre più verso le Alpi, portando fenomeni temporaleschi locali soprattutto lungo la fascia alpina centro-occidentale, e sulla Francia centro-occidentale avremo dei forti temporali associati anche qui a delle grandi
grandinate delle supercelle, condizioni che potranno portare anche in serata al sconfinamento di temporali lungo le alte pianure piemontesi lombarde, fenomeni comunque al momento poco probabili, ma vi daremo maggiori dettagli. Questa è la grafica che raffigura appunto come questa perturbazione agirà maggiormente sui settori della Irlanda, della Gran Bretagna, della Francia centro-occidentale, mentre saranno più locali e poco strutturati i fenomeni lungo l'arco alpino, con scarsa probabilità al momento che possano sconfinare sulle pianure. Quindi emerge al momento una maggior probabilità della persistenza del caldo almeno fino al 5 di settembre. Questa è la tendenza che vedrà appunto pochi fenomeni. Bisogna valutare comunque la esatta collocazione di questa perturbazione, che si andrà poi a spostare verso nord-est, e vedremo appunto l'evoluzione per la prima parte del mese di settembre nel corso delle prossime edizioni. Seguiteci sempre.